L'inverno rende l'aeroporto di Gorizia simile a una landa desolata, ma è proprio qui che transitò la storia. Quella dell'aeronautica italiana e non solo. E qui volava Raffaele Chianese, oggi unico superstite del quarto stormo caccia e uno degli uomini di punta della sua pattuglia acrobatica operativa a Gorizia agli ordini del Duca d'Aosta negli anni 30. Anni testimoniati da questo straordinario inedito filmato uscito dagli archivi di Bernardo Monti, figlio di Luigi Monti, che fu ufficiale del quarto stormo. 100 anni il 14 marzo per il maresciallo Chianese, classe 1910, una vita lunga e avventurosa che ha rischiato più volte di vedersi interrotta e che invece ha toccato l'ambito traguardo del secolo. Chianese oggi vive presso Gorizia, dove trovò moglie, dove creò la sua famiglia e dove si stabilì dopo i turbolenti anni del fascismo e della guerra, ma veniva da lontano, dalla Campania. Mio padre veniva da Calvizzano, un paese in provincia di Napoli, da una famiglia di contadini che avevano un certo numero di campi e a un certo punto lui, finite le scuole medie, ha deciso di fare il pilota militare, nonostante il padre si opponesse e non gli ha messo la firma sulla domanda. Dopo il periodo iniziale a Capua, della scuola basica, viene assegnato a Ghedi, la scuola caccia, e poi il primo reparto operativo è Campoformido al primo stormo. Poi solamente nel 1931, l'anno successivo, quando viene costituito il quarto stormo, lui arriva con i primi 64 al quarto stormo di Gorizia. Mio padre fa parte dei primi gruppi, dei primi due gruppi, uno di 12 piloti e il suo di 9 piloti che vanno in Spagna, ovviamente come volontari. Arriva in Spagna alla fine dell'agosto del 1936, combatte e consegue anche 4 abbattimenti riconosciuti. Poi a un certo punto, in una missione nella quale parte con dei problemi del carburante, praticamente l'aeroplano è invaso dai fumi, dai vapori del carburante, gli prende fuoco l'aeroplano, si incendia e deve lanciarsi con paracadute. Viene catturato, interrogato, e lui, come previsto, dà il nome falso. Pochi mesi dopo viene condannato a morte. E all'ultimo momento, prima dell'esecuzione, la Croce Rossa riesce a ottenere uno scambio con altri prigionieri. Mio padre, come penso gran parte dei giovani di allora, erano appassionati del volo. Diciamo, di politica se ne interessava ben poco, direi. Oltretutto era un sottufficiale, tra l'altro, e questa sua grande passione per il volo ha fatto sì che lui riuscisse ad eccellere in certe cose. Infatti fin dai primi anni a Campoformido e a Gorizia riesce a far parte delle pattuglie acrobatiche di allora. Erano periodi in cui si facevano cose impossibili e Chianese era uno dei migliori in questa acrobazia, ad esempio il volo a coltello. In teoria l'aereo quando vola a coltello, cioè con l'ala destra o di sinistra rivolta verso il terreno e l'altra rivolta verso il cielo, in teoria l'aereo non potrebbe volare in quelle condizioni perché non c'è portanza sull'ala. Però il volo a coltello si faceva soprattutto utilizzando una buona dose di velocità per entrare in quell'assetto. Poi la velocità molto alta dava la possibilità alla fusoliera di fare una piccola portanza tipo ala e per un certo periodo di tempo, diciamo non eccessivo, l'aereo poteva essere mantenuto a coltello, ovviamente con l'abilità del pilota. Nel dopoguerra, nel 1950, viene richiamato in servizio attivo e va alle scuole della Puglia, cioè precisamente prima a Brindisi e poi a Lecce Galatina, per ricostituire la nuova aeronautica. Cioè l'aeronautica ha bisogno di nuovi piloti, deve ricominciare da capo e cosa fa? Attinge dai vecchi piloti che diciamo, sono sopravvissuti alla guerra e che possono addestrare le nuove leve. L'Associazione Culturale Quarto Stormo per questa occasione ha dato alle stampe la biografia di Raffaele Chianese, primo e ultimo diario di un pilota del Quarto Stormo, il titolo Ultima fatica di una oramai sostanziosa collana di volumi dedicati alla storia aeronautica di queste terre. Un centinaio di pagine che raccontano le vicende di tutta un'esistenza, dall'addestramento agli anni di Gorizia, alla Spagna, all'Africa, all'attività come istruttore civile.
Vicende che oggi un vecchietto dagli occhi ancora vispi cerca di ricordare, con tanta fatica, ma con un orgoglio che gli anni non riescono a scalfire. Mancava della benzina e allora hanno rifornito l'aereo, no? Ed è stata superata questa. È fuoriuscito. Ed è caduto fuori, no? Dentro Ha allagato tutta la fusoliera, no? Quando eravamo in volo, che il pilota non pensava che poteva succedere qualcosa. E infatti non era mai successo un caso del genere. No? Nell'aprire il fuoco, no? La fiamma ha incendiato il carburante che era caduto. No? E allora cosa fare? Lanciarmi oppure morire?